un importante progetto di legge che va a tagliare in modo pesante alcuni capitoli di bilancio per poter dare risposte ad alcuni argomenti molto e molto sentiti dalla popolazione. Ad esempio l'assistenza alle persone con problemi sensoriali, un intervento per quanto riguarda i danni causati dal maltempo in questi ultimi giorni e altri interventi che garantiranno alcuni servizi che purtroppo non erano stati tenuti in considerazione con il bilancio 2015. Quindi è un appuntamento di venerdì con il Consiglio regionale molto importante e si spera che alla fine si possa portare a casa questo importante risultato. Dovevamo abolire l'emendamento Marchettone fatto con l'ultima legge finanziaria e invece ci siamo ritrovati con una variazione di bilancio di quasi 100 milioni. Secondo noi la situazione è sfuggita di mano a Zaia e alla Giunta e quindi prima di esprimerci vogliamo vedere fino in fondo cosa hanno fatto con questi quasi 100 milioni. Ripeto, doveva essere una semplice abrogazione di un emendamento e lo faremo venerdì in sede di consiglio.